Il Calcio Furci scrive una splendida pagina della propria storia, fa sua la finale playoff contro la Torrenovese e i calci di rigore vola nel campionato di promozione. Un traguardo cercato, voluto e alla fine conquistato dai giallorossi di Alessio Camarda, che riportano a Furci Siculo una categoria che mancava da 21 anni. L'ultima presenza risaliva infatti alla stagione 2004-2005 con l'Atletico Furci. Per la Torrenovese resta invece la delusione, sfuma l'obiettivo di riportare la promozione a Torrenova a 4 stagioni dall'ultima partecipazione. La partita è un continuo a botte e risposta, ritmo alto fin dai primi minuti. La Torrenovese parte subito forte, Venuti prova il destro, Bartolotta respinge sulla ribattuta, Matai calcia ma trova ancora l'opposizione del portiere. Dall'altra parte il Furci risponde con un colpo di testa di D'Amico che finisce alto sul cross di Vaccaro. Le squadre si affrontano a viso aperto, continui capovolgimenti di fronte, Gioitta serve Fiore ma la sua conclusione non inquadra la porta, mentre poco dopo Maccarrone sfiora il gol trovando la deviazione decisiva in angolo di Matai. Al 21esimo però la finalissima si sblocca quando l'intramontabile Venuti insiste sulla sinistra e dal fondo serve Bartuccio che si coordina al volo e piazza il destro dove Bartolotta non può arrivare. E 1-0 per la Torrenovese, esplode la gioia dei tifosi rosanero, un gol fantastico dell'esperto Bartuccio che porta avanti i suoi, ma la gioia dura appena 10 minuti. Al 31esimo infatti il Furci conquista un calcio di rigore per fallo di mano in area di Fiore. Sul dischetto bomber D'Amico e glaciale spiazza Galati e firma l'1-1. La gara torna in equilibrio e questa volta ad esultare sono i tifosi giallorossi. Sull'onda dell'entusiasmo il Furci 3 minuti dopo avrebbe anche la chance per portarsi in vantaggio nuovamente su penalty concesso dall'arbitro per un presunto mani di ferro. Ancora D'Amico dagli 11 metri sceglie lo stesso angolo, ma questa volta il palo dice di no e nega la doppietta. Scampato il pericolo, la Torrenovese torna a farsi vedere con Redma dalla distanza, ma Bartolotta si distende e salva. Nella ripresa il Furci a spingere, Conatecci prova, Galati risponde. Ancora Furci pericoloso con un'azione sulla sinistra di Conate, palla per Rizzo che calcia a colpo sicuro ma trova un super Galati a sbarrargli la strada. Sulla ribattuta ci prova D'Amico, il tiro viene deviato e finisce in calcio d'angolo. Il Furci insiste, Maccarrone tenta da fuori ma non trova lo specchio. La Torrenovese replica con Venuti che cade in aria dopo un contatto con Isgroma. L'arbitro lascia correre tra le proteste rosanero che costano l'espulsione del secondo portiere Bontempo dalla panchina. Nel finale dei tempi regolamentari grande occasione per la Torrenovese, sulla punizione di Bartuccio arriva il colpo di testa di Matai che da pochi passi manda sul fondo. Si va ai tempi supplementari. Nel primo extra time il Furci prova a colpire con Rizzo ma il tiro è fuori di poco. Stessa sorte per D'Amico che al volo non inquadra la porta sul cross di Vaccaro. Climateso, viene espulso anche il tecnico della Torrenovese Benedetto Granata per proteste, ma nel finale del primo tempo supplementare la Torrenovese ha due occasioni enormi. Lima sfiora la traversa su punizione, poi con un gran sinistro trova la straordinaria risposta di Bartolotta. Nel secondo tempo supplementare l'unica vera chance è per il Furci quando Rizzo calcia ma angola troppo il destro e la palla si perde di un soffio al lato. Si va quindi ai calci di rigore dal dischetto e una battaglia infinita. Segnano Venuti per la Torrenovese e Rizzo per il Furci, poi Redman e Vaccaro portano la serie sul 2-2. Quindi Lima realizza ancora per il rosanero, stessa sorte anche per il destro di Ventarolo. Non fallisce nemmeno Fiore per la Torrenovese, ma Galati respinge il sinistro di De Clos. Rai ha la chance per spedire i suoi in promozione, ma Bartolotta para e tiene in vita il Furci. Così Varica non sbaglia per i giallorossi il tiro del 4-4, si va di fatto a oltranza con Barca che colpisce la traversa e D'Angelo che non trema per il rigore decisivo spiazza Galati e regala al Furci vittoria e campionato di promozione. Esplode la festa giallorossa, il Calcio Furci può esultare al termine di una stagione indimenticabile chiusa nel migliore dei modi con il sogno che si realizza. Delusione invece per la Torrenovese che esce comunque a testa alta, ma la festa questa volta è tutta giallorossa.